Sul campo di Via dei Salici alla Bassanello va in scena il primo storico derby padovano di calcio femminile in Serie B. La Virtus Padova infatti ospita il Calcio Padova femminile per l'8ª giornata di campionato, una partita molto importante per entrambe le squadre che dopo aver osservato un minuto di silenzio in memoria del disastro aereo in Brasile partono, e parte subito forte il Padova che vuole riscattare la sconfitta subita 7 giorni fa contro il Castelvecchio. Claudia Ferrato al 7° minuto colpisce così la traversa, risponde la Virtus al 21esimo. C'è questo calcio d'angolo che porta al tiro Polastri che sfiora il palo. Dopo una prima mezz'ora tutto sommato equilibrata esce fuori di prepotenza il Calcio Padova femminile. Guardate che grande azione di Claudia Ferrato che salta praticamente 4 avversari e poi molto altruista a servire così Marianna Fabbruccio che sola davanti al portiere non sbaglia. Al 39esimo minuto la squadra di mister Babetto passa quindi in vantaggio e allo scadere del primo tempo arrotonda. C'è questo errore della difesa della Virtus Padova, ne approfitta Giubilato che calcia così con il sinistro, trova il 2-0 e festeggia nel migliore dei modi quindi la convocazione in nazionale Under 17. Rivediamo il gol del 2-0 di Margherita Giubilato con cui le squadre vanno a riposo. Si arriva nel secondo tempo, arriva il 3-0 del Padova con questa punizione bellissima di Laura Peruzzo che calcia un bolide su quale il portiere non può arrivare, e da lì in poi è solo uno show biancoscudato. Al 25esimo il Padova trova il 3-0, poi al 34esimo ancora Laura Peruzzo, ancora con un sinistro bellissimo che questa volta si stampa proprio all'incrocio dei pali. Ancora il Padova con Claudia Ferrato che serve così Arianna Catuzzo, c'è lo scambio con Marianna Fabbruccio, il pallone sul destro di Catuzzo che trova un altro gol spettacolare sotto l'incrocio, il 4-0 del Padova, il gol di Arianna Catuzzo. Rivediamo ancora un gol molto bello per il Padova che chiude di fatto la sfida ma non si accontenta, continua ad attaccare la formazione di Babetto e lo fa ancora con un'azione corale che parte da Marianna Fabbruccio, poi Aurora Favero per Claudia Ferrato che si traveste ancora da assistman per la doppietta di Arianna Catuzzo che sigla così ancora un gol per questo centrocampista con il vizio della rete. Finisce quindi 5-0 tra Virtus Padova e Calcio Padova femminile, per meglio dire 0-5. Il Padova ritrova la vittoria, nel finale potrebbe anche trovare il 6º gol ma c'è il portiere Tosello che nega così la gioia a Claudia Ferrato. 5-0 per il Padova che la settimana prossima ospiterà l'Imolese per la 9ª giornata.